È stato un episodio di assoluta sfortuna, le cui valenze penali verranno poi valutate nell'ambito delle indagini che sono ancora in corso. Si è costituito alla polizia stradale l'agricoltore sessantenne della zona, proprietario del filo di nylon che ha ucciso Gastone Feltrin, il motociclista 65enne, domenica scorsa lungo la Treviso Mare. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La vittima era in sella alla sua Harley Davidson quando, arrivato in località Roncade, si è trovato il filo all'altezza del collo. Un veicolo si è mosso attraversando la Treviso Mare in senso trasversale e aveva attaccato un cavo, questo di nylon, che dall'altro lato era attaccato a un supporto fisso e quindi era teso e disgraziatamente si trovava proprio in una posizione di tensione che attraversava la carreggiata stradale nel momento in cui è sopraggiunto il motociclista e oltretutto era anche all'altezza del motociclista. Nulla da fare per il motociclista, l'impatto devastante, il filo teso da una parte all'altra della strada, lo ha decapitato. Immediatamente sono scattate le indagini della polizia stradale intervenuta sul posto, la tempestiva attività di sopralluogo, l'acquisizione dei filmati e gli accertamenti effettuati hanno consentito di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Importante è stato il rinvenimento dello stesso tipo di filo di nylon di colore arancione all'interno di un podere coltivato a vigneto, che ha consentito di individuarne il relativo produttore. Il responsabile, resosi conto di essere stato ormai individuato dagli uomini della Polizia di Stato giunti davanti alla sua abitazione, consigliato dai legali a cui si è affidato, ha deciso di presentarsi presso l'ufficio di polizia. L'uomo è stato deferito per omicidio stradale ed omissione di soccorso.